Amici di Generazione Non Stop, benvenuti qui a Progetti per l'estate. Generazione Non Stop, Omer Bolognesi come sempre e oggi parleremo in video chat con Alessandro Grasso. Ciao Alessandro! Ciao Omar, come stai? Bene, bene. Allora, il termine esatto è insegnante di caraibico? Ho sbagliato? Insegnante di danze caraibiche, sì. A mia manera è il marchio della mia scuola. Lo pubblicizzo un po', dai, iniziamo così. Ok, fatto benissimo. Perché dovete sapere che nonostante i pessimi risultati, comunque è stato un mio maestro di ballo e lo ringrazio perché sei rimasto nel mio cuore. Però se devo essere sincero, promettevi bene. All'epoca, anni fa, promettevi bene. Ora ormai non sono costante purtroppo. La cosa che appunto è un bene che ci sia è proprio la costanza quando uno vuole imparare questi balli. C'è da dire soprattutto una cosa, questa è importantissima, a prescindere dalla costanza ci vuole tanta passione e soprattutto non ci si deve mai arrendere, perché soprattutto all'inizio è molto difficile, soprattutto nelle danze caraibiche, perché la musica è una musica che noi europei non siamo abituati a sentire. Adesso ultimamente diciamo che si è sviluppata un po' in tutto il mondo, però all'inizio soprattutto quando è nata appunto, quando si è sviluppata più che altro la danza caraibica qui in Italia, soprattutto in Europa, era molto difficile per noi ascoltare e comprendere soprattutto la musica, perché sono un po' diversi dal nostro. Gli strumenti sono molto difficili, quindi per molti appunto è complicato principalmente quello, anche perché poi diciamo una cosa, se balli devi per forza comprendere la musica, perché se balli fuori tempo non stai ballando. Stavo proprio pensando questo, che alcuni hanno proprio il problema già iniziale a partire, cioè qual è la battuta giusta per muovere il primo passo, e quindi già lì è un po' più complicato. Poi ci sono tantissime visioni, ci sono tantissimi pensieri in merito a questo. Io per esempio sono dell'opinione che comunque quando noi iniziamo ad imparare appunto a ballare salsa, ovviamente cosa succede? Che noi insegnanti, istruttori, quando la spieghiamo abbiamo in maniera del tutto convenzionale utilizziamo delle tempistiche, no? Quindi molti che sicuramente adesso ci stanno ascoltando sanno quello che sto dicendo, ovvero quando noi iniziamo a contare, no? 1, 2, 3, 5, 6, 7 e questo conteggio odioso, perché poi ovviamente diventa odioso, te lo sogni pure la notte. La prima domanda è: perché mancano dei numeri a questa conta, che sono le pause, no? Adesso ci arriviamo, però la cosa appunto stavo dicendo che questi tempi, questi numeri che noi andiamo ad utilizzare in realtà sono una convenzione utilizzata da noi europei per comprendere al meglio il tempo della salsa, perché nella salsa, come dicevo, ci sono tantissimi strumenti all'interno appunto delle varie canzoni di salsa. Cosa succede? Che io ballerino posso utilizzare qualunque di questi strumenti per andare a tempo, quindi posso ballare sulla clave, posso ballare sul tumbao, sono tantissimi appunto gli strumenti che tu vai a sentire, quindi poi diciamo che ogni ballerino, detto ballerino perché già ovviamente la comprensione della musica ce l'ha, quindi ovviamente già deve fare cosa sta sentendo e lì poi mi posso sbizzarrire su tutto. Ovviamente all'inizio si utilizzano queste tempistiche 1, 2, 3, 5, 6, 7
E mi chiedevi, ma perché il 4 e l'8 non lo dite mai? Perché ballando appunto, noi la salsa la balliamo sempre su 8 tempi, ma due tempi, il 4 e l'8 sono delle pause. Ok, quindi si ferma. Più che altro, più che dire al 4 e all'8, io direi il quarto tempo e l'8º tempo sono delle pause, perché poi ci sono discorsi molto un po' più complicati da fare, che di sicuro saprai che si può ballare sia al tempo numero 1 che al tempo numero 2, e quindi al tempo numero 2 le pause non sono più il 4 e l'8, ma ovviamente 2, 3, 4, 6, 7, 5 è una pausa, 6, 7, 8 è pausa e scusami, si balla e l'1 diventa pausa. Quindi infatti una ventina d'anni fa iniziai così io, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e poi ora mi trovai a fare 1, 2, 3, 5, 6, 7. sì, allora andiamo a conoscere Alessandro. Alessandro, come si inizia? Come ci si fa ad avvicinare al caraibico e non ad altri balli, ad altri sport? Perché hai scelto questo? Allora, intanto c'è da dire che io ho iniziato con le danze latinoamericane, non con le danze caraibiche. Quindi ho fatto i balli, diciamo, da sala, ecco. Cha-cha, rumba, jive, paso doble, samba, i balli standard, quindi il valzer lento, il valzer inglese, però tutti questi balli li ho studiati solo per 2 anni. Ho fatto anche delle competizioni, all'epoca ero piccolissimo, avevo 11 anni quando ho iniziato. Poi successivamente, diciamo, mi sentivo un po' legato, no? Mi sentivo stretto appunto in questi balli. E un bel giorno ho visto un saggio di danze caraibiche e lì mi sono innamorato della salsa, quindi ho lasciato subito, immediatamente, le danze latinoamericane, le standard, per le danze caraibiche. Avevo 12 anni e mezzo più o meno. E quindi sei passato a fare sì, appunto le danze caraibiche. Ho iniziato a ballare principalmente perché un amico mio ballava, ci sono ragazze, ci sono tante ragazze, e, diciamo il motivo universale per iniziare a ballare è quello. Io mi ricordo, iniziai a 5 anni, facevo rock and roll, c'era ai tempi appunto la canzone dei Queen che andava forte, Just a Little Thing I Love, insomma, dei Queen, e praticamente, insomma, c'è un qualcosa che ti scatta dentro, che tu parti e poi niente, l'amore non finisce, a vita. Poi tu in quel caso hai cominciato a insegnare, poi quindi sì. Ho iniziato a insegnare perché volevo rendere tutto, diciamo, tutto il mio tempo lo volevo dedicare a quello. E quindi proprio per questo ho iniziato a insegnare. Non ti nego un'altra cosa, che ho sempre parallelamente fatto altri lavori, perché sappiamo bene oggi che per quanto bello e appassionante possa essere fare appunto l'insegnante di danze caraibiche, il maestro di danze caraibiche, comunque se diciamo hai delle vie parallele dove poter guadagnare qualcos'altro, e allora di sicuro va meglio, anche perché per poter diventare maestro, comunque per continuare ad insegnare, devi sempre aggiornarti e quindi devi spendere tantissimi soldi, tempo tu hai sempre lavorato un po' in tutta la Sicilia, comunque ricordiamo che tu sei di Catania, vivi attualmente, sei a Catania, no? Vivo a Catania, sì, ho lavorato a Ragusa, ad Agrigento, in Calabria. Mi fai vedere le mani? Posso vedere le tue mani? Ah, ok, no, va bene. Devo guardare un po' screpolate dal freddo, però okay. No, ho guardato niente, vabbè, così. Vabbè, a parte quello dico che così.
novità di quest'anno. Ma dimmi una cosa, Alessandro, come sta... Ah, ok, anche lei ballerino, sì. Come sta un leone in gabbia, chiuso a casa in questo periodo? Ma allora, io in realtà con mia moglie, nonché la mia ballerina, appunto insegniamo insieme, quindi abbiamo un attimino sfruttato questo tempo per poter ancora di più spingere la gente ad iniziare a ballare anche se a casa. Infatti, se vai nella nostra pagina Mima Nera su Facebook, troverai un tutorial dove appunto spieghiamo, tutorial fatto in casa, l'ho fatto io, quindi immaginate qualitativamente che che video vedete, però Vabbè, non importa per ora. Tecnicamente c'è un po' di tutto e molti l'hanno utilizzato, ci hanno scritto, ci hanno ringraziato perché hanno passato un paio d'ore felici ad imparare a ballare salsa. Poi è normale, siamo a casa rinchiusi, diciamo che per ora è così e non può essere diversamente. Noi anzi restiamo a casa proprio perché crediamo nei vari decreti governativi che ci sono e quindi lo dobbiamo fare tutti rimanere a casa. Assolutamente giusto rimanere a casa fin quando ce lo diranno di farlo, quindi. E dopo naturalmente evitare, appunto, purtroppo per noi che siamo un pochino così nello spettacolo, evitare assembramenti e quindi ripartiremo pian piano anche noi. Sì, speriamo prima possibile, anche se la vedo un po' dura. Infatti. Però sì, speriamo bene. Ovviamente in merito a questo, in merito a progetti per l'estate, sicuramente riprenderemo i corsi che quest'inverno abbiamo bloccato, li riprenderemo da subito appena tutto appena sarà possibile, e sicuramente li prolungheremo anche nel periodo estivo, cosa che di norma non facciamo perché d'estate che ci prendiamo le ferie. Ma ok, ve li siete già presi in anticipo, quindi è giusto ripartire subito. Quindi tu giri i locali, vai a fare le varie esibizioni nei vari locali, ti fai i tuoi corsi di ballo. E come sono i ragazzi? Apprendono facilmente? C'è questa voglia di perché si iscrivono e perché si dovrebbero scrivere? Invogliamoli ad iscriversi anche da te, soprattutto da te. Dico, perché questa cosa di aggregazione, questa cosa di fare amicizia? Ma cosa scatta? Intanto penso che l'aggregazione oggi sia fondamentale per tutti, perché oggi viviamo in un'epoca dove abbiamo tutto in tutti i luoghi, ovvero io da casa, dal divano, posso comunicare con qualunque persona dall'altra parte del mondo. Oggi esiste la PlayStation, per esempio. Ci gioco anch'io alla PlayStation, ma solo adesso perché sono in quarantena. Ci sono ragazzi oggi che a 12 anni, anziché pensare a cosa voler fare magari che ne so nel tempo libero, si siedono lì davanti alla PlayStation e stanno giorni a giocare alla PlayStation. Io penso che appassionarsi a qualcosa è fondamentale oggi, anche perché, come ho fatto io, se ti piace veramente, sicuramente troverai uno sbocco lavorativo. Può anche non essere quello definitivo, come nel mio caso, perché nel mio caso il lavoro, se così non fosse, non è quello definitivo, però vi assicuro che andare a guadagnare un altro stipendio oltre quello che poi ho, certo, è una cosa che oggi mi dà una tranquillità anche perché abbastanza importante. Hai un senso alla tua vita, nel senso che comunque oltre che lavorare e dormire, hai un qualcosa in più, una passione, una personalità, o ti piace fare palestra, o vai, a me piace fare TV, ti piace fare il cantante, ti piace fare, fai qualcosa nella vita comunque.
poi sia il ballo, che poi sia il canto, che poi sia il calcio, uno sport di squadra, qualunque cosa. Intanto io sono dell'opinione che una cosa, cioè dico, non stare... Se fai qualcosa, dico, ora, a prescindere dal ballo, ok, nel mio caso, a prescindere da quello, comunque è giusto appassionarsi in qualcosa per uno sbocco futuro. Poi può andare bene, può andare male, però lo sport è fondamentale, in primis per l'attività fisica che fai, poi ovviamente se ti appassiona o no, quello lo vedrai solo più avanti, quando poi cresci e capisci realmente che cosa vuoi fare. Allora, ti voglio salutare e ringraziare per essere stato ospite qui a Generazione Non Stop, e mi auguro appunto che naturalmente quest'estate finisca, questa quarantena finisca presto, inizi l'estate, comunque sia, inizino le prime cose. Speriamo bene e niente, ti auguro buona continuazione. Allora continua ad allenarti, continua a studiare a casa per poi ricominciare la nostra vita. Io, Omar, prima volevo salutare però tutti gli amici di Generazione Non Stop, ma soprattutto tutti i miei allievi e amici, perché più che allievi per me sono amici, e mando un bacione a tutti e ovviamente ci rivediamo, ci riabbracciamo presto, speriamo, perché poi di vederci è facile oggi, basta un telefonino e uno si... Però ci stiamo vedendo. Abbracciarsi e ballare. Grazie mille. Come? E ballare, dico, ballare. E ballare. Sì. Grazie mille Alessandro, un abbraccio, stammi bene. Ciao Omar. Ciao, grazie.